Tra le attività che non si sono fermate durante la pandemia c'è quella dei casoin, negozi di alimentari dove si trova tutto ciò che serve e magari anche qualche delizia in più, dove si può respirare l'atmosfera di una volta, quando nei paesi non esistevano ancora i supermercati. Io penso che questi negozi qua abbiano avuto una grande riscoperta soprattutto nel periodo del coronavirus, dove quando la gente non poteva muoversi ed ha utilizzato maggiormente i piccoli negozi sotto casa. Se penso al lavoro che è stato fatto, al servizio che è stato dato, un servizio di altissima qualità, abbiamo dato le coperture di servizio di consegna a domicilio, abbiamo aiutato i clienti il più possibile e non un particolare da tralasciare il supporto psicologico, perché alle volte anche qualche parola di conforto è stata di molto aiuto nel nostro campo, e anche riuscire a strappare qualche sorriso è stato importante alle volte ai nostri clienti. E dunque tutto questo, se penso, sì, è stato un grande aiuto per tutti i nostri clienti. Il servizio che è stato dato è stato veramente unico e io penso che tutti i commercianti e i negozianti siano stati orgogliosi di dare un servizio così importante e di esserci stati di aiuto per tutta la popolazione. I prodotti che sono stati più venduti nel periodo del coronavirus in genere sono tutti prodotti freschi, perché sono prodotti di alta qualità e la gente ormai lo ha imparato che nei piccoli negozi c'è una gran ricerca e una gran selezione, e dunque prodotti venduti maggiormente sicuramente tutti i prodotti freschi, dal pane agli affettati in genere, ai formaggi delle nostre latterie locali, e con un grande incentivo e un grande incremento anche di consegne a domicilio, perché la gente in quel periodo, nonostante il negozio fosse aperto, magari non si sentiva di uscire e c'è stato un grosso incremento. C'è stata una grande ripartenza, spero che la gente abbia capito l'importanza di questi negozi, anzi sono sicuro, anche perché ho visto una continuazione di clientela anche dopo l'emergenza.